Allora adesso invece è il momento del nostro ospite, prima lo abbiamo ascoltato dalla sua bella voce, Antonio Taiano. Io e te in particolare avremo tanto da raccontarci. Io proprio ieri mattina si parlava nel programma che facciamo ogni mercoledì mattina alle 11 su RTC Targato Napoli, io, Lady Sasha e la Miss, parlavamo un po', salutavamo la tua famiglia che ci stava seguendo. E allora si parlava dell'attività della famiglia Ottaiano. Io spiegavo un pochettino, ma che ne sai quando è iniziata questa attività? E Antonio disse, mamma ruiate. E diciamo, è la prima volta che apriamo di notte, ci serve la compagnia. Tutte le notti poi io dicevo questa frase, ma mo a che sto ruiate? E si iniziavano le danze. Abbiamo fatto questo per un anno intero, a mangiare sempre da questo bar, Sì, preparato, bellissimo. Poi facevamo l'analisi, facevamo frumare poco. C'era troppo colesterolo. Antonio Ottaiano, sì, da quanti anni eserciti questa professione? La professione di cantante o di uomo di spettacolo? Perché? No, di uomo di spettacolo, perché tu sei figlio di un grande uomo di spettacolo che voglio ricordare, il mio grande amico Gioacchino Di Caravita, al quale vi chiedo un caloroso applauso. E se mi permetti, voglio dire una cosa molto bella del papà di questo signore. Alle ultime sue battute, diciamo così, papà ti voleva bene. Mi voleva tanto bene. Io sono arrivato al bar e mi ricordo queste parole e non me le dimentico mai. Quando tu dicessi vicino a me, guarda Mario, non te la prendere se papà è facile che non può riconoscerti perché negli ultimi tempi sta un pochettino. Credetemi, io appena sono entrato nel bar e tu ti ricordi, dicesti... Papà, guarda chi sta trasendo. Sì, Mario. Subito. Io dissi, no, ma sei sicuro di quello che mi hai detto? Infatti è aveva, vero, lo so che mi aveva tanto. un debole per te. E quindi dicevo, uomo di spettacolo. Inizio come uomo di spettacolo da molto piccolo, essendo nipote d'arte, perché mio nonno faceva l'impresario, si chiamava come me Antonio Ottaiano, poi mio padre l'impresario teatrale. Ed io inizio... molto presto, inizio con due grandi nomi del teatro napoletano che sono Pietro De Vico e Anna Campora, che poi grazie a loro io feci un programma, avevo 7-8 anni, che poi ho saputo che l'ha fatto anche il nostro amico che sta dietro, che è bravissimo sia nel cantare, nel suonare, mi ha ricordato questa cosa. Tombolino a Canale 21, quando Canale 21 era del comandante Achille Lauro che stava a Posillipo. Io ho iniziato lì, poi da lì sono arrivato a teatro, poi dal teatro ho fatto il conduttore televisivo, radiofonico, ho inventato dei programmi radiofonici, poi abbiamo fatto tanta televisione, poi da lì grazie ad un amico mio che tu conosci, è Jenny Valentino, amico nostro? Abita di fronte a casa mia, aveva uno studio discografico, ce l'ha ancora, e frequentavo lì giù e iniziamo a scrivere delle canzoni per dei cantanti napoletani. Ricordo la prima canzone che io scrissi insieme a lui, la cantò Marilena, una grande cantante. Artista. Poi da lì per Nico Desideri, per questo, per quell'altro, però per fare le canzoni c'era bisogno di mettere la voce guida per far ascoltare ai cantanti cosa dovevano cantare. E un giorno Jenny stava senza voce e disse dai entra tu nello studio e metti la voce. E disse guarda Jenny io recito, non ho mai cantato, vai prova, non ti preoccupare, nessuno ti sente. E da lì questo grande amore per la musica, per il canto. E poi dopo gli anni 90... Quanti anni sono passati da quel momento? Io il primo disco l'ho fatto nell'89, sono 30 anni. Anche perché devo dire all'inizio della tua carriera molto discussa, perché comunque tu hai cercato di fare un pochettino al di là della bravura del canto e della professionalità, ma un po', tra virgolette, diciamo un po' di scoop, perché poi ti sei creato un po' di video particolari, se ne parlava tanto di Antonio Ottaiano. Avevo un entourage intorno a me, ce l'ho ancora, che comunque ha sempre curato anche l'immagine di Antonio, a cercare di essere un po' diverso, con tutto il rispetto dei colleghi, però cercare di fare un qualcosa di diverso, perché poi essere stereotipato, la gente comunque da casa quando vede i cantanti, oggi specialmente è abituata a questo è il cantante napoletano, questo è il neomelodico, dunque specialmente in questo periodo che dei neomelodici se ne parla tanto. Con tanto di rispetto da parte mia, voglio ma dire di tutta un'erba un fascio, allora ho sempre cercato di distinguermi un attimino, ma non per un fatto di presunzione, proprio perché volevo mettere in atto le mie capacità, se mai io fossi stato bravo a fare altro oltre il canto, e sono ritornato al primo amore,
ossia il teatro. Il teatro, tu sei ritornato al tuo primo amore, grandi successi teatrali, io sono venuto tante volte, sono stato invitato e ho presenziato la tua bravura artistica teatrale, ma so che nel 2020 tu ritornerai con un grande debutto teatrale. Io ti do una primizia, perché a Mater Dei, a Napoli, tu che sei della sanità, sopra la sanità, Adiacente proprio. bravo, c'è un bel teatro che si chiama il Teatro Bolivar, che quest'anno ha avuto la direzione artistica, sarà per 5 anni la direzione artistica di un grande attore e regista che è Gigi Savoia. Poiché noi collaboriamo assieme con Gigi Savoia nei miei lavori teatrali, il Teatro Bolivar diventerà il teatro stabile della sceneggiata napoletana. Bello. Noi debutteremo a febbraio con questo spettacolo nuovo che non è la sceneggiata, che si intitola Brigante Gentiluomo, che racconta un po' il mio percorso artistico e umano, e poi faremo 3 sceneggiate durante l'anno fino ad arrivare a Natale del 2020 con Lagrima Napoletana, Mia cara madre sta per trasinata. Benissimo, e questo lo vedremo al prossimo Natale del 2020. Però stasera naturalmente, mannaggia e peccato, il teatro non è che ce lo possiamo gustare, non c'è la tua compagnia, non c'è spazio, i tempi televisivi sono quelli che sono,